già li prego. Non avevo appetito io a parola. Una comunicazione di servizio. Va qualcuna o qualcuno che stasera è andata a Terranova, a Olbia, che la domanda la porta che ha una comunicazione di servizio. Vieni da Castello, io ti chiamo io non la vedete la parola, però io ma io penso che Mialino sia stato più che un scrittore, un pensatore che ha aiutato il mondo in treo di comunicare e su che mi ha più piacere che ha usato codice di trasmissione di questo pensiero suo legato alla realtà tesara che in poco termine si ha da dare tempo maniera asino lasciato da un popolo che è scolato in questa terra il tempo del suo parco del suo muscolo che poi imparare ti dà un'idea di te se può fare danno in quale ambito non la sappiamo in un esempio se non è trovare cosa a milioni di anni proprio quasi che pone è come chi si ha sul compito di trasmettere alla sua generazione vivente qualche cosa di segreto che evidentemente non è arrivato cioè non è arrivato caso codice della trasmissione in mano a altre e tanto essere in possesso di questo codice facile ma in grado di trasmettere concetti complessi e non lo trasmetti e tanto ecco poi tengo già è stato pizzicata dal suo libro lei che è messo signore non riusciamo a distaccare che è un codice che è colloso da pizzica da sopra e deve andare anche se la sappa via come desinata a non querer arrivare mia Dio e io credo intervenire sopra del gusto a non querer arrivare mia Dio vive in questo periodo in un fitti di moda, una moda politica sul meridionalismo, la questione meridionale, eccetera, eccetera. E a me mi pare che a questa cultura si sia trovato appizzicato e si è restato appizzicato. Tanto è che in tutto ciò che scrivete batta un schema che esiste si trocca non è Spagna cioè questo centro e periferia si trocca rappresenta la periferia non è Spagna rappresenta sul centro in scuola besso mastro che sul centro e se ne arriva che è la periferia ma pure la realtà tesata questo schema lo ripeti questo è che non ha risposto io vi domando ma mi ha detto già posto mai il problema che la realtà tesarda non fissa per la periferia di nessuno centro, mi domando se si è posto questo problema, che di cambiare completamente la visione. Se il rapporto non è tra centro e periferia, ma è tra due centri, in dunque un centro dominato, esatto, il centro è dominato, tanto il rapporto è diverso. Che non appartiene neppure a questo contesto, ma sono due contesti diversi. Proviamo a leggere a Mialino in questo termine. Mialino ha intuito che si poteva trattare di un rapporto tra due centri e non tra centro e periferia. A me mi pare che sarebbe dall'oggetto un pacco, questa cosa viene posta in gioco. Viene posta. E in questo periodo lamentiamo che vai a che scrivia, insomma, questo schi Antonio Simon Mossa che ha maiata l'orchestra comunista. Non che io che gli hai dalle mani del comunista assolutamente, ma guardate è fatto storico. E l'orchestra comunista che di Pilastro, Soggio, Michele, Tesinara a Cardia, e Cardia già sono maiato un po' uno strumento un po' diverso dal resto dell'orchestra, però assai la musica fiaccussa. Tanto
questo è che Mialino pure è stato coinvolto in questa musica. E la candidatura sua il suo comune del Cagliari fa che parte di questa influenza musicale, fa che parte. A questo punto Mialino è arrivato a anche essere completamente inglobato in questo tipo di cultura. E che si poteva pensare che la realtà tesarda non è in un rapporto di sudditanza, ma in un rapporto di discriminazione. Cioè, e qual è la differenza? Chi è in un rapporto di sudditanza praticamente sono due al centro. Se è in un rapporto di discriminazione, è in un centro e una periferia, e quindi in un stesso contesto. Ecco, è spino che io che fa questa domanda a qualcuno del suo relatore, sì, mi potete illuminare su questa cosa, cioè su questo fatto si mi ha in realtà capito no, l'intuizione che si poteva trattare di due al centro e non del centro e periferia. Grazie Cristianetti.